Lo so, amici di Miss e Mister Topolini, che non siete abituati a vedere Rocco nell'intervista con i Mister, ma sono molto felice di andarvi a presentare l'aspirante Mister Topolini numero 13, nome Jesper van der Salm. Ok, benissimo, Jesper, giusto? Sì. Di origini olandesi? Sì. Ok, allora Jesper, anche per te è un'esperienza di Miss Topolini già fatta, no? Mister Topolini già fatta, quindi il fatto che sei ritornato vuol dire che è stata un'esperienza positiva. Sì, è un'esperienza molto positiva e divertente. Ok, divertente. Bene, senti, raccontami un po' di te, voglio sapere cosa fai nella vita, se lavori, i tuoi obiettivi futuri. Io lavoro per un'agenzia di navigazione e trasporti marittime alla Summer Coast Shipping di Trieste e mi occupo amministrazione e commissione. Ho capito, va bene, va bene. Senti, una domandina così, ecco, ti piace, cosa fai di solito nel tempo libero? Ti piace leggere? Di solito ne ho tempo libero, giro per la città, conosco altra gente, qualche volta salto all'università per giocare. Quindi vai a fare un po' di public relation. Ovvio. Oh, ma come va in questo periodo? Bene? Butta bene? Ma ci fu stata qualche storia così. E adesso magari con questo nuovo concorso, magari l'opportunità, visto che stai a contatto con tante belle ragazze, magari chi lo sa. Chi lo sa, trovo un'altra ragazza al Mister Topolini Trieste. E che ne sappiamo? Tu lo sai? No. Io no, neanche io, quindi non lo sappiamo, va bene. Anche volevo dirvi che un giorno sono andato a Milano, ho conosciuto il mister più bello d'Italia, si chiama Gabriele Morra e ne ha 24 anni e ha studiato. Ti è piaciuto, insomma? Sì, molto scoprito. Vabbè. Jasper è una persona, è un libro aperto, Jasper, quindi mi piace proprio per questo. A proposito di libro, l'ultimo libro che hai letto? Non mi ricordo. Neanch'io, tranquillo, capita sempre così. Jasper, sei troppo simpatico. Allora, Jasper, telecamera di Mister Topolini, anche per te l'opportunità di salutare chi vuoi. Ciao a tutti al Mister Topolini. In bocca al lupo. In bocca al lupo a tutto il mondo. Nel mondo. In bocca al lupo. Grazie. What you want, what you need, you know I got it. All I'm asking.